Antonio Bressa, segretario cittadino per il Partito Democratico. Parliamo di elezioni del segretario regionale. Sembra che sia accaduto qualcosa. Recentemente è stata sciolta un'assemblea o è stata fissata in realtà una data importante? Sì, entrambe le cose, nel senso che sabato scorso, quando si è riunita l'Assemblea regionale, che è l'organismo sovrano eletto allo scorso congresso del Partito Democratico regionale, si è deciso di sciogliere l'Assemblea, nel senso che il 3 luglio, che è poi la data che è stata definita, andremo a fare un nuovo congresso, quindi questa assemblea finisce le sue funzioni, ne eleggeremo un'altra e con essa anche il prossimo segretario regionale. Sono delle consultazioni che si svolgeranno attraverso lo strumento delle primarie aperte, per cui il 3 luglio noi ci confronteremo con i veneti che sceglieranno il prossimo segretario del Partito Democratico del Veneto. Potrebbe esserci una novità in seno quindi al Partito Democratico Veneto o forse una riconferma? Ci saranno dei termini che saranno previsti adesso dalla prossima direzione regionale per la presentazione delle candidature. Inutile quindi oggi sbilanciarsi, staremo a vedere chi vorrà presentare un programma per il Partito Democratico del Veneto. La cosa importante, al di là delle persone che si candideranno, sarà di animare una discussione vera, un confronto vero sulle cause che ci hanno portato a perdere le ultime elezioni, ma soprattutto sui punti di forza che il Partito Democratico può mettere in campo in Veneto per ritornare a essere forza di governo come lo è a livello nazionale. Quali temi verranno affrontati oltre alla nomina del nuovo segretario? Sì, nella prossima direzione, oltre a definire il regolamento per arrivare alla nomina del prossimo segretario, all'elezione del prossimo segretario con le primarie, si discuterà anche della costituzione di una commissione che invece si occupa del referendum costituzionale che ci sarà nel prossimo ottobre. Un appuntamento importante perché attraverso questo strumento che ci darà la Costituzione rinnovata potremo anche avere maggiore autonomia per il Veneto. Quindi un tema importante che bisogna approfondire e trasmettere a tutti i cittadini veneti.